benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Angoscioso il bilancio dei danni del ciclone in mezza Sicilia. Lacrime del sindaco di Roccalumera per la devastante mareggiata sulla costa ionica nel Messinese, la più violenta da 50 anni. Se non interviene lo Stato, dice, non ci rialzeremo più. Sempre vicino a Messina, gravi le devastazioni anche a Santa Teresa Riva, un bollettino di guerra, lamenta il sindaco. Crollato in parte il molo di Schisò, a Giardini Naxos franata una piazzetta, chiuso il lungomare, distrutti gli uffici del porticciolo di Milazzo. Il prefetto di Messina chiede l'esercito. A Catania il mare cancella interi tratti di lungomare, distrugge infrastrutture, entra nelle case e mette in ginocchio la città. Il sindaco trentino: chiederò lo stato di calamità naturale ed è emergenza lungo tutta la fascia costiera. Case devastate a Stazzo e danni ingenti, chiusa la via Molino a Santa Maria la Scala per il crollo di una parte del belvedere. A Siracusa preoccupa un ingrottamento delle onde nella zona di via Arsenale, con alcune case sul mare a rischio. Il fiume Anapo ha rotto gli argini in più punti. Danni anche nel Ragusano e ad Enna. A Palermo i pontigli si staccano al molo trapezoidale e i vigili del fuoco salvano 20 natanti. All'Arenella un'auto finisce in mare. Altre notizie. Ad Agrigento confiscati i beni per 13 milioni ai familiari di un imprenditore vicino a Cosa Nostra. Ricchezza accumulata anche con prestiti usurai. Nuova intimidazione agli amministratori di Ravanusa. Tagliate le gomme dell'auto del segretario comunale. Un mese fa davanti casa del sindaco lasciati 3 proiettili. Politica, le deputate dell'Assemblea regionale chiedono che la riforma degli enti locali venga votata senza ricorso al voto segreto, soprattutto la norma che introduce la rappresentanza femminile obbligatoria al 40%. Calcio, mercato in fermento per le siciliane. Il Palermo monitora profili ambiziosi con Tramoni nel mirino e valuta un esterno dopo l'addio imminente di Diachité. Catania vicina al colpo Meazzi, mentre Trapani e Siracusa restano in attesa tra incertezze societarie e possibili sviluppi. Sono drammatici i primi bilanci dei danni causati dal ciclone Harry. Devastata dalla mareggiata la costa ionica di Messina, gli abitanti dei paesi costieri spalano il fango dalle abitazioni. In lacrime il sindaco di Roccalumera, lo vedete tra poco. Ho paura, dice, che non ci rialzeremo più. Tutti gli amministratori chiedono interventi forti. Francesco Triolo. Io stamattina quasi stavo per piangere, perché a vedere quello che è successo non lo so se ci rialzeremo. Scenari da devastazione sulla riviera ionica di Messina dopo il ciclone Harry. Il mare continua ad arrivare sino al lungomare o quel che resta del lungomare. Questa è Furcisicolo, ma la situazione è davvero complicata, difficile in tutti i paesi della riviera e i cittadini hanno trascorso una notte davvero difficile e complicata, anche con tanta paura. Io sono nato proprio qua vicino al mare e non me lo ricordo mai un mare così forte, proprio di una violenza inaudita, proprio una cosa pazzesca. Noi non abbiamo dormito tutta la notte, 3:30, 4 c'è stato il picco e praticamente quasi ogni onda entrava dentro, ci ha divelto un pochettino il cancello e l'acqua andava sotto, ha riempito un po' il seminterrato. È stato tremendo veramente, vedere quelle onde altissime, più di 10 metri, 11 metri, ha distrutto tutto. Adesso dobbiamo intervenire immediatamente per rimuovere la sabbia laddove è possibile nelle vie e lo stiamo già facendo. Non bastiamo noi chiaramente come comune, serve un intervento sinergico del governo regionale e del governo nazionale. C'è bisogno di un intervento forte dello Stato perché la regione non ce la può fare, qua ci vuole veramente qualcosa di forte. A Messina città ha colpita pesantemente la zona sud, sono già in atto i sopralluoghi di prefettura e del sindaco per avere la valutazione dei danni. Il prefetto ha chiesto l'intervento dell'esercito a Messina. Francesco Triolo.
È il momento della conta dei danni ingenti da Messina alla Riviera Ionica. È stata una mattinata di sopralluoghi per il sindaco Federico Basile, la prefetta Cosima Di Stani, tecnici, forze dell'ordine, protezione civile. A Giampilieri l'immagine di devastazione, il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione che ha colpito pesantemente Giampilieri e Ponte Schiavo. Le mareggiate la notte scorsa hanno raggiunto e superato i 7 metri di altezza, ristoranti e strutture balneari distrutti, interi lidi rasi al suolo. Aspettiamo sicuramente quello che sarà un provvedimento straordinario da parte della Regione sull'emergenza. Il litorale è stato colpito severamente, stiamo facendo appunto una verifica, così come già era stato previsto, delle situazioni che poi elencheremo e individueremo le tempistiche e le strategie rispetto alle esigenze di tutto il territorio. A Santa Teresa i danni sono in aumento perché la mareggiata non è diminuita, crollati almeno 800 metri di lungomare nella zona sud, ma hanno ceduto diverse piazzette e altri pezzi di lungomare, arteria fondamentale per il transito dei mezzi. Al comune di Santa Teresa lungo vertice, almeno 2 ore con la prefetta per fare il punto sui danni e gli interventi d'emergenza da attuare immediatamente. Tutti i lungomare sono caduti, sono crollati e quindi vi era necessità di avere un quadro conoscitivo dettagliato della situazione. Io ho visto Furci, ho visto Santa Teresa, tra poco andrò anche alle Toianni e a Mazzeo e a Sant'Alessio per rendermi conto anche di quella zona. Sto richiedendo l'intervento dell'esercito per poter meglio gestire soprattutto il tema della viabilità, che in questa provincia è fondamentale per poter consentire una ripresa normale di tutta la situazione. Da Messina a Catania, dove il mare cancella interi tratti di lungomare, distrugge infrastrutture, entra nelle case, mette in ginocchio la città. È emergenza lungo tutta la fascia costiera. Il reportage di Eva Spampinato. È stata veramente una notte traumatica. L'onda è entrata direttamente sino ad arrivare là sotto. Addirittura c'è stato un momento in cui abbiamo visto un'onda superare la barricata, che comunque è una casa. Il ciclone Harry ha colpito duro e ha lasciato dietro di sé chilometri di danni, devastazione, paura, ma per fortuna nessun ferito. Si sentiva il mare come se fosse dentro casa, le onde fortissime. Quella che fino a ieri era la passeggiata più amata dai catanesi, oggi è un fronte di macerie. A lungomare di Catania il confine tra terra e acqua è scomparso, lo vedete, questo è quello che è rimasto, una voragine che continua ad essere aggredita dalle onde alte, violente, spinte da raffiche fortissime. Questa notte hanno distrutto barriere, divelto arredi urbani, trascinato tutto quello che trovavano. Lunghi tratti del lungomare semplicemente non ci sono più, l'asfalto è stato mangiato dal mare, le ringhiere piegate, i marciapiedi crollati. Queste sono le immagini di ieri pomeriggio, quando la furia delle onde ha incominciato a sgretolare le strutture di via Villini a Mare, che questa mattina si presentava così. L'albero ha retto, almeno questo ha retto. Il resto però... Il cancello d'ingresso è stato spaccato a metà. Furia incredibile, perché il mare, dalle telecamere si vede che qua dentro c'era il mare praticamente. Dal lungomare di Catania al lungomare di Aci Castello e di Aci Trezza la scena di devastazione non cambia. Gli stabilimenti balneari di Aci Castello non ci sono più, si possono raccogliere pezzi per strada. Il bilancio dei danni è ancora provvisorio, ma una cosa è chiara, l'impatto è enorme, la costa ionica paga un prezzo altissimo e servirà tempo, risorse e interventi straordinari per ricostruire. E come si diceva, l'amministrazione comunale di Catania valuta in decine di milioni i danni provocati dal maltempo. Il sindaco Trantino ha detto: chiederò lo stato di calamità naturale. Intervista di Adelaide Barbagallo. Stiamo facendo adesso la conta dei danni, che si parla di decine di milioni di euro. C'è una città che ha fortemente sofferto, ma la cosa più importante rispetto a eventi di questa importanza è registrare la mancanza di conseguenze dannose per la incolumità fisica dei cittadini. Ho ricevuto telefonate dal ministro Musumeci, dal presidente dell'Ars Galvagno, dal presidente della commissione bilancio Daidone, dalla regione siciliana in genere, per avere già
qualche suggerimento rispetto alla possibilità di intercettare fondi immediati. Io ho detto non facciamo un lavoro a spot, consentiteci di fare un conteggio totale e poi eventualmente iniziare gli interventi, perché dobbiamo subito mostrare capacità reattiva rispetto a questo. Stiamo predisponendo la delibera per la richiesta per lo stato di calamità naturale, che poi rivolgeremo alla Regione per l'ulteriore corso. Torna l'appuntamento con il sindaco di Catania, il confronto con il primo cittadino tarantino in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele più che mai importanti in questo caso, scrivete al WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo sulla rete appunto di Telecolor alle 14:30. Andiamo in provincia di Catania, dove ci sono case devastate a Stazzo, danni ingenti sul lungomare e ancora sferzato dalla forza del ciclone. Chiusa la via Molino a Santa Maria la Scala per il crollo di una parte del Belvedere. Tonino De Mana. Il lungomare praticamente è devastato dai marosi, le abitazioni pure, alle nostre spalle le ruspe in azione e poc'anzi è arrivata un'onda anomala che ha rischiato anche di travolgerci. Onde altissime che si infrangono sul lungomare di Stazzo, già devastato dalla forza distruttrice della natura e nella fattispecie dal ciclone Harry. Le immagini parlano da sole, massi e blocchi di cemento scaraventati a metri e metri di distanza, porte e infissi sventrati, abitazioni, garage e cantinati completamente allagati. In attesa di una prima stima dei danni comunque ingenti, si corre contro il tempo per mettere in sicurezza quel che resta, visto che il mare continua ad essere minaccioso. Qui si puntellano gli ingressi, poco più avanti si cerca di salvare il salvabile. Naturalmente tanta rabbia e poca voglia di parlare. No, non mi intervistate perché sono di un nervoso, veramente, credetemi, ve lo dico cortesemente. È stata molto forte, io non ricordo mai una mareggiata così, ma purtroppo vedo tanta paura nei suoi occhi. Sì, mi dispiace, io abito più in là, però mi fanno pena la gente che deve rifarsi la sua casa. In 50 anni non è mai esistito un'ondata del mare a fare tutto questo danno, è una cosa indescrivibile. Da Stazzo a Santa Maria la Scala, con la via Molino chiusa al traffico per una voragine e per il crollo di parte del lungomare. Via d'accesso presidiata dalla Polizia Municipale di Acireale e tanta apprensione perché il mare, lo vedete, non ha alcuna intenzione di placarsi. Sott'acqua il molo di Santa Maria la Scala, qui nel febbraio 2019 3 ragazzi morirono trascinati in acqua da un'onda anomala. Anche a Siracusa gravi danni per il passaggio di Harry. Preoccupa un ingrottamento delle onde nella zona di via Arsenale, con alcune case sul mare a rischio. Al porto un pescatore ha perso 2 barche. Osservato speciale resta il fiume Anapo, che ha rotto gli argini in più punti. Francesco Aloi. Non mi ricordo un maltempo così assolutamente. Ce n'è stato uno, diciamo, la metà di questo 10 anni fa, ma come questo di quando che sono nato non l'ho visto mai. Parola di pescatore. Nonostante le precauzioni, la tempesta gli ha portato via 2 barche. Erano ormeggiate qui, in porto. Purtroppo il mare è stato molto pesante. Ma tra muri spazzati via e alberi caduti, il danno forse tra i più grossi è questo. Siamo in riviera Dionisio il Grande. Cosa è successo e come state intervenendo? Sì, abbiamo visto che c'è un ingrottamento, ma già nella notte i vigili del fuoco hanno fatto evacuare una famiglia in un appartamento, quindi stiamo cercando di mandare i tecnici per vedere se c'è il pericolo anche nelle altre abitazioni. Al lungomare di Ortigia le onde sono arrivate fin dentro le abitazioni, sfondando anche questa porta. Abbiamo avuto paura, molta, ma purtroppo con la natura non si può fare nulla. L'allerta è arancione, scuole chiuse per il 3° giorno e si lavora per contare i danni. Harry sembra essere andato via, ma il mare resta ancora molto mosso e nonostante tutto c'è chi continua ad avvicinarsi alla costa, sfidando la sorte. Occhi puntati anche sul fiume Anapo, che in diversi punti ha rotto gli argini. Per questo chi abita nelle zone più a rischio ha dovuto trascorrere la notte fuori casa. Adesso non piove più, ma il lavoro continua.
Stiamo cercando di fare la conta dei danni e purtroppo stiamo vedendo che le stime sono altissime. Le altre province, a Enna Bassa è crollato un muro di sostegno, per fortuna nessuno è rimasto sotto le macerie, la strada comunque è chiusa. Ad Aidone 2 grosse frane hanno quasi isolato il centro abitato. Nel Ragusano, oltre ad allagamenti, alberi caduti, blackout, buche nelle strade. L'eccezionale mareggiata ha colpito anche località balneari come Punta Secca, Marina di Ragusa, San Pieri e Pozzallo. Devastato pure il lungomare di Mazzara del Vallo. La strada principale è ricolma di rifiuti. Gli stabilimenti balneari rimasti montati sono stati distrutti e spazzati via dall'acqua. Ora a Palermo, danni e disagi al molo trapezoidale e a Mondello, all'Arenella, un'auto finisce in mare. Danni anche in provincia. Marco Cullà. Un'auto finita in mare con un uomo tratto in salvo, danni al molo trapezoidale, strade di Mondello allagate. Il maltempo crea danni e disagi anche a Palermo. Nella borgata di Mondello la sabbia è stata coperta dall'acqua e la battigia sembra scomparsa sotto la forza della mareggiata. Curiosi e passanti fanno video e selfie mentre le onde mondelliane divorano la spiaggia. I vigili del fuoco sono intervenuti al molo trapezoidale, dove per il maltempo si erano staccati 2 pontili per evitare che 20 imbarcazioni finissero alla deriva a causa del forte vento che ha soffiato sul capoluogo tutta la notte. I pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza il molo. Le alte onde di ieri sera hanno trascinato invece in mare un'auto all'Arenella, poi recuperata dalle squadre del 115. Fuori uso l'aliscafo per Ustica della Liberty Lines. L'Eduardo si è schiantato contro il pontile a causa delle forti mareggiate. Diverse invece le barche affondate alla marina di Villa Egea. A Partinico, in via della Risurrezione, il vento ha strappato via una tettoia in metallo ondulato che in parte è finita in strada insieme a una pioggia di calcinacci. A Marineo un grosso albero è caduto nel cortile di una scuola materna che fortunatamente era già stata chiusa dal primo cittadino. Voltiamo pagina. Ad Agrigento confiscati beni per 13 milioni ai familiari di un imprenditore vicino a Cosa Nostra. Ricchezza accumulata anche con prestiti usurai. Adelaide Barbagallo. Un patrimonio di oltre 13 milioni di euro è quanto aveva accumulato un imprenditore del settore della produzione e commercializzazione di olio alimentare di Agrigento, beni per i quali adesso la DIA ha disposto in via definitiva la confisca. L'uomo, già deceduto, fu ritenuto a suo tempo contiguo a Cosa Nostra Agrigentina. Tra gli anni 80 e 90 ha accumulato la sua ricchezza concedendo prestiti usurai per importi ingenti legati alla propria attività commerciale. Considerato socialmente pericoloso proprio per questa sua attività, ma anche per la sua vicinanza mentre era in vita alla mafia della Valle dei Templi. I beni, adesso confiscati, sono oggi intestati ai suoi familiari e sono di un valore sproporzionato rispetto ai redditi e ai tempi dichiarati dall'imprenditore. Si tratta di 30 immobili, fabbricati, terreni e 3 complessi aziendali con sede nelle province di Agrigento e Messina. Ancora un'intimidazione agli amministratori di Ravanusa. Ignoti hanno tagliato le gomme dell'auto del segretario comunale. A renderlo noto il sindaco, che un mese fa aveva ricevuto una lettera minatoria con bossoli e altre intimidazioni. Davide Sardo. Ancora un grave atto intimidatorio a Ravanusa, nell'Agrigentino. Nel mirino, questa volta, il segretario comunale Luigi Lazzaro. Ignoti hanno tagliato tutte le ruote della sua automobile. A rendere noto l'episodio è stato il sindaco Salvatore Pitrola, che parla di un gesto che colpisce l'intera comunità e chi lavora ogni giorno al servizio delle istituzioni. Un atto vile, afferma il sindaco, che non ci fermerà. Continueremo ad operare nel segno della trasparenza e della legalità. Saranno proprio i nostri atti amministrativi a indicare agli investigatori a chi stiamo dando fastidio. L'intimidazione arriva a distanza di circa un mese da un altro episodio inquietante che aveva colpito lo stesso primo cittadino. Davanti alla sua abitazione erano stati lasciati 3 proiettili, un mazzo di fiori e una bottiglia con del liquido infiammabile. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. Solidarietà al segretario comunale è stata espressa dall'amministrazione e dal mondo politico locale. Un 25enne di Lercara Friddi, vicino a Palermo, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia
lesioni ed evasione. È accusato di aver aggredito la compagna che teneva in braccio la figlia di 1 anno e ferito il suocero con un coltello. Bloccato e disarmato, è stato condotto in carcere, attivate le tutele per la minorenne. A Palermo le deputate dell'Assemblea regionale chiedono che la riforma degli enti locali venga votata senza ricorso, questa volta al voto segreto. Soprattutto la norma che introduce la rappresentanza femminile obbligatoria al 40% negli enti locali. La discussione in aula è rinviata a martedì per l'allerta meteo. Maglio Viola. Votare le norme della riforma degli enti locali a viso aperto, senza ricorrere al voto segreto e assumendosi la responsabilità delle proprie scelte. Farlo in particolare per la parte della riforma che introduce la rappresentanza femminile al 40% anche nei comuni e negli enti di secondo livello della Sicilia. È l'appello delle donne parlamentari siciliani di tutti gli schieramenti politici. Le donne all'Ars sono in tutto 15 su 70 parlamentari e tutte insieme da destra a sinistra hanno firmato questo appello in vista della votazione della riforma degli enti locali. L'appello è figlio delle voci di corridoio in base alle quali non ci sarebbe accordo proprio sulla rappresentanza di genere, che rischierebbe dunque di essere bocciata con il ricorso a voto segreto. Ma l'intera riforma è al centro di un importante dibattito all'interno della stessa maggioranza. Oltre il 40% delle donne si discute anche del terzo mandato per i sindaci dei comuni fra i 5 e i 15.000 abitanti, del consigliere supplente e dei permessi obbligatori da parte del datore di lavoro per gli eletti nei consigli comunali. Una riforma approvata adesso potrebbe incidere in corsa sulla scelta dei candidati per le amministrative di giugno. Per questo il capogruppo di Fratelli d'Italia, Giorgio Assenza, tenta una mediazione con un emendamento che preveda la riforma entri in vigore soltanto dal prossimo rinnovo di ciascun comune a partire dal 2027. Intanto il ciclone Harry dà qualche giorno in più per trattare. La discussione che doveva tenersi oggi all'Ars infatti è slittata a causa dell'allerta meteo a martedì prossimo. Una notizia di poco fa: la Biennale di Venezia ha assegnato il Leone d'Oro alla carriera per il teatro 2026 a Emma Dante. È un'artista, una donna che, partendo dal cuore della sua Palermo, dice la motivazione, ha saputo portare la Sicilia alla ribalta, innervando la grande lezione di Pirandello, Sciascia, Camilleri e pure di Ciprie Maresco e Franco Scaldati. Facciamo la nostra pausa adesso, tra poco per il calcio, le siciliane di Serie B e C attive sul mercato. State con noi. Un aggiornamento sul maltempo: gravissimi danni anche alla linea ferrata. Nel tratto tra Messina e Catania la ferrovia è stata danneggiata in più punti. Disastrosa la situazione a Scaletta, dove i binari sono letteralmente sospesi nel vuoto. Interrotta la tratta Messina-Taormina con treni fermi, vista la situazione complessiva. Si sta invece riattivando la circolazione tra Taormina e Catania, dove le conseguenze sulla linea ferrata sono limitate rispetto all'altro tratto. Il ritorno alla normalità sarà comunque, è prevedibile, lento. Siamo al calcio: siciliane impegnate in campo e sul mercato. A Palermo sale la febbre dei tifosi per la trasferta di Modena. A Catania in arrivo c'è Meazzi dal Pescara. Marco Gullà. Il settore ospiti di Modena si tingerà di rosanero. Sono già più di 2.500 i biglietti venduti per la curva dedicata ai tifosi del Palermo in occasione della gara contro i gialloblu, in programma sabato alle 17:15. Febbre da Palermo, che dopo la vittoria sullo Spezia è ad un solo punto dal terzo posto occupato dal Monza. Sul mercato il club rosanero continua a muoversi con attenzione, ma non sarà semplice raggiungere gli obiettivi prefissati, poiché i profili sono ambiziosi e le richieste del club esose. Il sogno della dirigenza rosanero resta in tal senso Matteo Tramoni, fantasista del Pisa. Vi è infine la situazione esterni, con l'addio di Diachité ormai imminente, che libererebbe un post over. Il DS Osti potrebbe pensare a un laterale che possa giocare sia a destra che a sinistra. Catania al lavoro per la sfida di domenica al Massimino contro il Cosenza, gara che come sempre richiamerà tantissimo pubblico. Sul mercato il club ateneo è vicino a chiudere un colpo a sorpresa. Si tratta di Lorenzo Meazzi, trequartista classe 2003 di proprietà
proprietà del Pescara e con un contratto in scadenza nel 2027. Meazzi ha diverse proposte dalla Serie C, ma il Catania ha fatto uno scatto che può essere quello decisivo. Il giocatore, dal 2024, indossa la maglia bianca-azzurra del Pescara. In precedenza ha militato tra le file della Virtus Entella, dopo essere cresciuto nelle giovanili dello stesso club ligure. Giorni decisivi per il Trapani, ormai ridotto all'osso dopo i vari addii di diversi calciatori. All'orizzonte c'è una nuova penalizzazione per il club granata, che rischia anche l'esclusione del campionato, nonostante Valerio Antonini continui a sostenere di essere parte lesa. Siracusa al lavoro per la trasferta di sabato a Benevento. Ci fermiamo qui, vi ricordo l'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, particolarmente importante dopo il ciclone, subito dopo il TG di Telecolor alle 14:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.